Che bella squadra, è quella di Lavori e Passioni di Giuseppe Cusumano, che assieme a Mirko Grassadonio hanno realizzato questo calendario. E forse il titolo non è poi non tanto a tema, in quanto lavori e passioni. Le passioni, l'amore, ma anche il lavoro, perché sono delle aziende importanti nel territorio agrigentino che hanno contribuito e sono state anche da location per le pose delle ragazze. È stato così, Mirko? Sì, certo, assolutamente. È stata una cosa che noi abbiamo cercato di abbinare le location ovviamente alle ragazze, dando un tocco di glamour, diciamo, chiamiamolo così. Il calendario è sempre un evento un po' così mondano, nel senso che si guarda forse di più alle figure delle ragazze e non al significato. In questo caso devo dire che le due cose sono state abbinate. Infatti sì, noi specialmente qua abbiamo una foto dove abbiamo unito una ragazza, una modella ad un campo di calcio, andiamo a rappresentare il mondiale. Il prossimo anno 2014 tutti sappiamo che ci sarà il mondiale. Poi in base alle varie location che abbiamo trovato abbiamo fatto uno studio approfondito, abbiamo cercato di fare un prodotto di qualità e che sia comunque sempre aperto a tutte le fasce d'età. Io ho posato con un abito importante, un abito da cerimonia, e quindi rappresentavo l'eleganza e in quel momento appunto rappresentavo anche una parte di me stessa, perché io adoro proprio vestire in elegante. E diciamo che il lavoro è stato un lavoro di cooperazione, è questo che ci ha portato a divertirci e siamo tutte soddisfatte del lavoro che hanno fatto il nostro appunto boss e il fotografo. Sì, è stata una bellissima esperienza, sicuramente una cosa nuova, insomma, e speriamo vada bene. Il calendario lo sai poi che sarà messo nelle stanzette, magari qualche camionista lo metterà nel suo mezzo. Sì, penso di sì, o comunque sia sarà dentro le case di 1000 persone, spero di portare un po' di aria fresca. Ci sono anche dei maschietti che non sono delle comparse ma dei veri protagonisti. Salvatore, ormai tu insomma sei una star. Sì, è da un anno che abbiamo fatto una bella esperienza andando. È da un anno già che con l'agenzia Lavoro e Passione di Giuseppe Cusumano stiamo facendo delle belle attività, delle belle cose. Anche la tua presenza ha dato un tocco in più a questo calendario, ma sono stati brutti anche nei confronti dei maschietti ed esigenti? No, per niente, anzi il fotografo è molto simpatico, diciamo. Siamo divertiti a fare foto insieme a lui tutte le volte che siamo stati insieme. Questo allora è il calendario Lavori e Passioni Mirko Grassadonio fotografo che vi proponiamo, ma soprattutto vi lasciamo con la bellezza dei modelli e delle modelle.